Si sente bene? Abbiamo fatto delle sistemazioni al microfono. Se si sente male, uscite fuori che si sente meglio. Allora, siete concentrati? Aspettate che prendo la parola, che sono io quello sconcentrato. Allora, oggi parleremo siccome ieri abbiamo fatto la preghiera, no, c'era la scuola ieri, poi alla fine ha pregato Michele. Dov'è Michele? Alza un piede, Michele, ci sei? Ha pregato Michele e ha fatto una preghiera, mi ha colpito una cosa che ha detto e oggi voglio predicare su quella cosa che ha detto Michele, ovvero che aveva pregato per oggi, aveva detto che voleva un'oasi di riposo. È vero Michele, ti ricordi? Ha pregato, Signore, fa che questo giorno, per oggi, sia un'oasi di riposo. Quindi ci alziamo e andiamo a leggere Esodo, capitolo 15, versetto 26. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Dì alla persona accanto a te, colui che ti guarisce. Amen. Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Amen. Vi potete sedere. Oggi parleremo di oasi. L'avevate capito, vero? Oasi. Oggi parleremo di oasi. L'oasi è una situazione geografica particolare. Di solito si trovano, si trovano nel deserto, se no non si chiamano oasi. Se sono oasi si trovano in mezzo al deserto e in genere c'è una sorgente d'acqua. C'è del verde, ci sono degli animali, è una situazione particolare in un ambiente estremo, per cui il deserto è estremo. Ok, voi non troverete grandi città nel deserto, tranne qualcuno che ha voluto fare esperimenti particolari, tipo, credo Las Vegas si trova in mezzo al deserto. Las Vegas in America si trova in mezzo al deserto, però sono cose particolari, esperimenti che hanno voluto fare. Diciamo, hanno difficoltà di acqua comunque, perché non è facile reperire acqua in quel posto. Un'altra città che si trova nel deserto, mi pare che sia Abu Dhabi, che è pure in mezzo al deserto, però già più vicino alla costa. Insomma, ci sono degli esperimenti particolari che l'uomo ha voluto far nascere delle città in mezzo al deserto di proposito, ma in genere nessuno abita nel deserto. Le oasi sono particolari perché oltre ad essere dei posti di ristoro in mezzo al deserto, sono anche dei crocevia, dei punti importanti, soprattutto nell'antichità, quando i mercanti dovevano andare da un posto all'altro. Va bene, era importante sapere dove erano le oasi perché potevano fare rifornimento di cibo e rifornimento di acqua. Chi controllava le oasi era praticamente il padrone della zona, poteva decidere le sorti delle persone che erano nelle vicinanze o degli stessi viaggiatori. Quindi le oasi sono di particolare importanza soprattutto nel passato. Questa era un'oasi molto particolare perché la parola di Dio ci dice che aveva 70 palme e 12 sorgenti d'acqua. Quindi era un'oasi molto particolare. La parola di Dio ci dice questo perché ci vuole lanciare un messaggio. Amen. Per cui, siccome questo brano è scritto per gli ebrei, prima di tutto vediamo che cosa vuol dire per gli ebrei e poi vediamo che cosa vuol dire per noi. Amen. Quindi per gli ebrei le 70 palme rappresentano 70 saggi e sono chiamati i 70 saggi di Israele. Sono dei saggi praticamente che davano unità all'intero popolo. Le 12 sorgenti d'acqua invece rappresentano le 12 tribù di Israele. Quindi c'era la saggezza che era impartita da questi saggi, da questi 70 saggi,
è l'unità delle 12 tribù, come figura di queste 12 sorgenti d'acqua, tutte insieme in un'unica atmosfera paradisiaca in mezzo al deserto, in un'unica oasi. C'era un'unità. Quell'oasi rappresentava Israele in quel momento. Amen? Chiaro? Ora, per noi che cosa vuol dire invece? Per noi vuol dire le 12 sorgenti d'acqua sono i 12 apostoli, sono immagine dei 12 apostoli. Le 70 palme sono immagine invece dei 70 discepoli di Gesù. Questo vuol dire che loro rappresentano la Chiesa. Ci siete? Elim rappresenta la Chiesa. Per gli ebrei rappresenta Israele, per noi rappresenta la Chiesa. Noi troviamo ristoro all'ombra delle 70 palme e dissetandoci nelle 12 sorgenti d'acqua, ovvero all'interno della Chiesa noi troviamo ristoro. Amen? La Chiesa è fondamentale, è qualcosa che nella nostra vita dobbiamo avere, altrimenti ci troveremo nel deserto, a viaggiare sempre nel deserto, senza trovare ristoro da nessuna parte. Amen? Qualcuno dirà, ma Gesù, ora ci arriviamo, calma, non è che finiamo qua, va bene? Quindi questa rappresentazione, questo Elim rappresenta qualcosa che è terreno, cioè qualcosa che esce dalla terra, si sviluppa in mezzo al niente ed è immagine della Chiesa che viene fuori dal niente. Amen, è un miracolo in mezzo al niente. Dì alla persona accanto a te, tu sei un miracolo. Dì alla persona accanto a te, la Chiesa è un miracolo. Amen. Quindi chi è all'interno dell'oasi, chi è all'interno della Chiesa, trova vita, si ci può istruire perché abbiamo detto che le 70 palme sono immagini di 70 maestri, di 70 saggi, quindi trova istruzione e trova anche riposo. Amen. Dì alla persona accanto a te, a Elim trovi riposo. A Elim noi troviamo riposo. In mezzo all'oasi noi troviamo riposo. Amen. Quindi andiamo a leggere Esodo 16, che è la continuazione. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse nel deserto di Sin, che era fra Elim e il Sinai, il 15° giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero tra loro: Fostimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedavamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Fermiamoci un attimo. Questo è il nostro tipico ragionamento. Non è il ragionamento del mondo, è il ragionamento della gente di Chiesa, che una volta che è entrata nella Chiesa, cioè una volta che ha assaporato Elim, si secca del deserto, trova nel deserto un ostacolo, che è un ostacolo, assolutamente. Ma appena noi abbiamo una difficoltà, il nostro cervello inizia a frullare pensieri strani. Noi non torniamo indietro ad Elim, noi andiamo più indietro, e quando non conoscevamo il Signore diciamo, ma forse era meglio che non conoscevo il Signore. È vero? E però diventiamo ingrati, come se a quel tempo noi stavamo meglio di ora. Non è così, perché eravamo schiavi in quel tempo e certe volte noi ce lo dimentichiamo esattamente come se l'ha dimenticato Israele. Ma continuiamo, versetto 4. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi, il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata, così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccoglieranno ogni giorno. Amen. Quindi Dio promette a Israele che l'indomani sarebbe sceso dal cielo un pane particolare. Versetto 9. Poi Mosè disse ad Aronne:
Dì a tutta la comunità dei figli di Israele: avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha udito i vostri mormori. Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero lo sguardo verso il deserto, ed ecco la gloria apparire nella nuvola. La gloria del Signore apparire nella nuvola. Già il deserto cambia aspetto. Non ci sono palme, non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è niente, appare solo la gloria del Signore. La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina che ricoprirono il campo. Questo la sera. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo, e quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come la brina della terra. E i figli di Israele, quando ebbero vista, dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato: ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omer a testa. Dilla alla persona accanto a te: un omer. Un omer. Ora ve lo dico che cos'è. Intanto diglielo: un omer. Quanto può essere un omer? Poi? Quanto può essere un omer? Quanto? Cioè, quindi mangiate 60 grammi una giunta. Un omer, ora ve lo dico. Un omer a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più degli altri. Aspettate, dov'è? I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer. Chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso, e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Amen. Quindi un omer quanto può essere? Tu ti mangi 100 grammi di pasta e sei sazia, giusto? Quanto può essere un omer? Mezzo chilo. Quindi tu mangi mezzo chilo di pasta e sei sazio. Wow. A pranzo, quindi a cena, danno mezzo chilo è un chilo. Poi un omer equivale a 3,5 litri. Quindi avevano un contenitore di 3,5 litri, la riempivano e quello era il mangiare per un giorno. Mangiatarie. Enorme. Non lo so, una volta si usava, non so, autummeno, ce l'avete presente? Quello piccolo, non tumano di terra. Una volta c'era, non so quanti di voi sanno questa storia, che una volta c'era una coppia che si doveva sposare, il genero va dal suocero e ci dice: io per sposarmi tua figlia però mi devi dare un tummino di terra. Ci fa: non ti preoccupare figlio mio, un tummino di terra te lo do sicuro. Il giorno del matrimonio, quando finisce la cerimonia, ci dono un tummino di terra, il contenitore. Te figlio mio, un tummino di terra. E c'è un tummino di terra. Quindi no tummino, il tummino, l'unità di misura. L'omer era un'unità di misura tipo tummino. Ci avete presente? Le persone vecchie come me se lo ricordano, quelle più giovani no. Ok. Perché vi leggo pure questo brano? Che cosa c'entra con l'oasi? Perché mentre alle loro spalle avevano lasciato un'oasi che era bella, verdeggiante, acqua e via dicendo, qui trovano un'oasi spirituale. Mi seguite? Trovano qualcosa che non esce dalla terra come l'acqua, le palme e l'erba. Questa invece scende dal cielo. Amen. È un'oasi celeste, perché gli scende le quaglie, scendono per gli ebrei le quaglie la sera, e scende l'indomani e per tutti i 40 anni finché non arriveranno in Israele, manna, ogni giorno manna. E la manna era particolare perché, continuando a leggere, noi vediamo che ha un gusto particolare, sa di miele, di una specie di pane bagnata nel miele. Poteva essere cotta, poteva essere mangiata così come veniva raccolta, e somigliava dice la parola di Dio, ci dice che somigliava al seme di coriandolo.
Il seme di coriandolo, così per farvelo capire, è una specie di pallina di cotone. Somiglia tantissimo alla pallina di cotone ed è di un colore tipo... Che colore è questo? No, dorato, marroncino, ma chiaro, chiaro, un biondo cenere, ecco che mi viene meglio. Colore biondo cenere, molto chiaro, il coriandolo. Quindi non ce lo possiamo immaginare perché è stato un evento eccezionale, era qualcosa che era sceso veramente dal cielo, non esiste. Ci siete? Forse ne esiste ancora un pezzettino conservato chissà dove, nell'arca, sì, perché quell'evento fu così particolare che la manna venne conservata in un vaso d'oro e questo vaso d'oro poi fu posto dentro l'arca dell'alleanza. Ma questa è un'altra storia. Quindi, il popolo aveva fame e che cosa Dio provvede? Quaglie e manne. Le quaglie però vengono date al popolo solo quel giorno e in un'altra occasione, ma fermiamoci qua. Solo in quel momento gli ha dato carne. Dopodiché non l'hanno vista più se non un'altra volta e quindi ha un significato particolare anche questo. Vi dico che non è stato facile trovare il significato delle quaglie, perché non ne parla quasi nessuno. Quindi ho dovuto lavorare tantissimo per capire che cosa volessero dire le quaglie. E le quaglie poi ho avuto un'illuminazione perché nel Nuovo Testamento avviene pure qualcosa del genere e avviene pure solo 2 volte, ovvero la discesa dello Spirito Santo. Perché la discesa dello Spirito Santo nel cristiano avviene una volta sola. Amen. Noi siamo battezzati in Cristo nello Spirito Santo una volta sola. Noi riceviamo il battesimo di fuoco una volta sola. Amen. Poi è vero, riceviamo le unzioni particolari, noi le chiamiamo unzioni, ma in realtà non sono unzioni, sono tocchi particolari da parte dello Spirito Santo. Ma l'unzione vera è una, ed è quella dello Spirito Santo. Più avanti, in Atti, noi troviamo che lo Spirito Santo scende di nuovo sugli apostoli, ma perché gli apostoli stavano attraversando un momento particolare e quindi è come se li avesse voluto spingere un pochino, dargli una ricarica. Ok? Ma solo queste 2 volte noi vediamo lo Spirito Santo scendere sugli apostoli e le quaglie scendono sugli ebrei solo 2 volte. Questa è la prima delle 2 volte ed io ho visto questo, ovvero la discesa dello Spirito Santo, perché le quaglie, dovete sapere, io quando ero piccolo pensavo che una quaglia era, non lo so, 2 polli e mezzo, uno ci mangiava perché avevano a caccia di quaglie, che ne so, un ballettone poteva ammazzare una cosa enorme, invece sono piccole, ma sono piccole, più piccole delle colombe. Le avete mai mangiate le quaglie? Si vendono ogni tanto, buone sono, si possono mangiare, però siccome qua non siamo a Masterchef, ok, non parliamo di cucina, le quaglie sono degli uccelli migratori. Quanti lo sapevano che erano uccelli migratori? Che viaggiano, ma non sono uccelli migratori normali, perché naturalmente la parola di Dio mica può ghiappiare cose normali, ma ghiappiare cose che non sono normali, sono fuori dal normale. Mentre tutti gli altri uccelli migratori sanno dove devono andare e sanno dove devono ritornare, le quaglie no. Le quaglie, siccome sono della famiglia dei polli, delle galline, non amano tanto volare. E quindi la migrazione e il volo sono 2 cose incompatibili tra di loro. E che fanno le quaglie? Si fanno portare dal vento. Dove soffia il vento, loro si fanno trasportare dal vento e dove soffia il vento vanno. È incredibile. Ecco perché ci vedo la potenza dello Spirito Santo in questo, perché lo Spirito Santo ha soffiato su di loro e gli ha dato un nutrimento particolare che è stato unico nel viaggio degli israeliti verso la terra promessa. E per noi è immagine appunto dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che soffia dove vuole ed è soffiato in noi. Amen. Dì alla persona accanto a te, lo Spirito Santo ha soffiato in te. Amen. Non è bello questo, sapere che Dio soffia su di noi
lo Spirito Santo in maniera particolare, e la quaglia è un animale particolare per questo, siccome non sa volare, non è che vola tanto, si fa portare dal vento, quindi la quaglia non sa dove va, sa che sta seguendo il vento che porta verso il calore, diciamo, e poi al ritorno fa la stessa cosa, si fa portare. La quaglia è un animale particolare pure perché nidifica a forza, nel senso che è un animale che nidifica a terra come le galline, quindi fa il suo ovetto, se per caso quell'ovetto non, il nido viene distrutto e quindi l'uovo viene perso, renidifica, diventa testardo, deve per forza nidificare, deve per forza avere pulcini e quando tutto va bene riesce a fare un uovo al giorno per 15 giorni, quindi 15 uova, e cova 15 uova, è un animale bellissimo oltre che buonissimo. Quindi, come abbiamo visto, mentre in Elim c'è qualche cosa che sale dalla terra, nel deserto, diciamo, abbiamo detto che ci troviamo dove? A Sin, nel deserto di Sin. Da Sin invece viene fuori un'oasi che viene dal cielo. Della manna invece si dice tantissimo, ci sono tante cose sulla manna. Allora, non esiste spiegazione logica per la sua comparsa. Oggi noi c'è un alimento che noi chiamiamo manna. Lo conoscete? La manna viene prodotta in Sicilia ed è una resina che esce dal frassino, è una resina che esce dal frassino, è bianchissima ed è dolcissima, ma non è la manna dal cielo. È buona, costa un occhio della testa, perché viene prodotto pochissimo, ma non è la manna dal cielo, quindi è qualcosa di celestiale, qualcosa di mai visto sulla terra, che scende direttamente dal cielo e che mai più vedremo probabilmente. Quindi c'è una particolarità della manna, viene preceduta dalla rugiada. Ci avete fatto caso? Guardate cosa dice. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo e quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come la brina sulla terra. Quindi prima della manna c'è la rugiada. Anche questo è un'immagine particolare ed è l'immagine dello Spirito Santo. Quindi hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, ma prima di mangiare la manna, che è immagine della parola di Dio, devono essere sempre toccati dallo Spirito Santo. Quindi queste sono, tra virgolette, le unzioni, quelle che noi chiamiamo unzioni, l'illuminazione, quando il Signore ci parla, è lo Spirito Santo. La parola di Dio senza essere accompagnata dallo Spirito Santo diventa quasi qualcosa di indigeribile per l'uomo. Ha necessità di essere bagnata dalla brina, da questa brezza leggera, dallo Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno che la parola di Dio venga bagnata da questo Spirito Santo nella nostra vita. Amen. Dì alla persona accanto a te, brina nella tua vita. No, brina, brezza, scusatemi, la brina è un'altra cosa. Brezza nella tua vita. Amen. La brina è un'altra cosa. Poi, quindi abbiamo detto che l'Omer equivaleva a 3,5 litri. Ma sempre in questo brano noi leggiamo che a prescindere se ne raccoglievano di meno o di più, era giusto quello che serviva per loro. Non l'ho letto, ma che succedeva quando se ne veniva raccolta più del dovuto? Che la mattina presto questa andava a male, in maniera così veloce che addirittura già si vedevano i vermi la mattina, quindi era immangiabile. Ma perché questo? Perché Dio vuole che per noi ci sia una parola nuova ogni giorno. Quindi per noi Dio vuole che ogni giorno prendiamo acqua diversa da questa fonte, da questa oasi. Troviamo un riposo ogni giorno diverso, ma che sia un riposo. Amen? Poi, siccome abbiamo detto che a secondo magari io ne avevo bisogno di meno e quindi ne prendevo di meno ed era sufficiente per me, questo significa che Cristo è sufficiente ad ognuno di noi nella misura in cui il nostro cuore ha le necessità. Cristo è sufficiente nella nostra vita sempre. La parola di Dio nella nostra vita è sempre sufficiente. Amen, non va mai a male. Dì alla persona accanto a te, Cristo è sufficiente alla tua vita.
Io oggi sono sordo. Cristo è sufficiente alla tua vita. Ora mettete una mano in destra, così. Cristo è sufficiente alla mia vita. Amen. Bellissimo. Quindi, quello raccolto marciva, Dio vuole freschezza ogni giorno nella nostra vita. Deve essere raccolto la mattina, doveva essere raccolto la mattina perché il sole l'avrebbe asciugata. Quindi significa che il nostro primo pensiero la mattina deve essere Cristo. Perché se non è Cristo il nostro primo pensiero la mattina durante la giornata, o solo nella brucia. Ecco, come dice. Cioè è come se durante la giornata poi non avessimo più quello sprint, quell'energia per andare avanti. Mentre se noi diamo il giusto posto alla parola di Dio, a Dio nella nostra vita, la giornata sarà diversa. Amen? È vero? Amen. Quindi, l'ultima cosa, questa manna doveva essere raccolta ogni giorno, per 6 giorni. Però il sesto giorno doveva essere raccolta una razione doppia, perché il sabato c'era il riposo per loro. Questa è la prima prescrizione del sabato come il riposo assoluto. Prima ancora della legge, perché la legge ancora non c'era. La legge di Mosè ancora non c'era. Ok? Perché loro erano usciti dall'Egitto, erano arrivati alle acque di Mara, erano passati a Elim, sono arrivati a Sin, erano diretti verso il Sinai, dove avrebbero ricevuto le leggi e quindi la prescrizione scritta del sabato, i 10 comandamenti. Il comandamento di Dio era quello di onorare il sabato. Questa è la prima vera prescrizione del sabato, cioè Dio stava dicendo loro che il sabato non dovevano fare niente perché era tutto dedicato a Dio. E quindi la manna in questo caso la manna ha un valore aggiunto, perché solo in questo caso, cioè quando noi ci presentiamo alla presenza di Dio, quello che è in più non marcisce, quello che in più resta per dare gloria a Dio, ma solo in questo caso. Ma ogni giorno il Signore vuole per noi freschezza. Amen. Andiamo a leggere Matteo, perché vi voglio fare vedere un'altra oasi. All'inizio avevo scelto 2 versetti, poi ho deciso di leggerla tutta. Allora Gesù, Matteo 4, versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se sei tu il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli si avvicinarono a lui e lo servirono. Amen. Volevo leggervi solo i primi 2 versetti, però poi mi sono reso conto che è importante leggere tutto il contesto perché si capisce meglio. E voglio partire da un discorso. Perché lo Spirito Santo porta Gesù nel deserto? Vi riformulo la domanda con l'aggravante. Perché lo Spirito Santo porta Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo? Non vi sembra strano? Ma di cuia. Ma è normale che lo Spirito Santo porta Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Wow! Com'è questa storia? Perché lo Spirito Santo porta Gesù nel deserto per essere tentato? Vuole forse il suo male? Vuole farlo morire di fame? Vuole che il diavolo lo vinca? Qual è lo scopo?
Perché nella mente dello Spirito Santo è passata questa genialità? Qual era il vero scopo? C'era uno scopo, ed è quello che certe volte sfugge anche a noi. Perché noi accusiamo spesso Dio di portarci in mezzo al deserto. Noi accusiamo spesso Dio di non farci trovare l'oasi e il riposo che cerchiamo. È come se noi fossimo quelle carovane che partendo, che ne so, dall'India, la via della seta, quelli della via della seta dovevano passare in mezzo al deserto. E siamo un po' come quelli della via, della via della seta che arrivati a un certo punto si perdono in mezzo al deserto e non trovano l'oasi. Così siamo noi e ci confondiamo e diciamo: Signore, ma perché? Ma che ti fece? Perché questo deve accadere a me? Premesso che Gesù ha attraversato anche lui questo momento, dovremmo porci verso Dio diversamente. Cioè, se Gesù ha dovuto sopportare questo deserto, evidentemente anche noi abbiamo bisogno di sopportare questo deserto. Non siete convinti, ma veramente manco io ero convinto, però è così. Tutti noi dobbiamo attraversare il deserto. L'ha attraversato il popolo di Israele, l'ha attraversato Mosè che era un pezzo da 90. Tutti l'hanno attraversato. Tutti hanno attraversato questo deserto. Chi più, chi meno, tutti quanti attraverseremo questo deserto. Io vi dico una cosa, che la parola di Dio ci dice una cosa importante, che Dio non metterà mai un peso sulle nostre spalle più grande di quello che noi possiamo portare. Ma se Dio mette un peso nelle nostre spalle è perché sa che probabilmente nel futuro il diavolo ce ne metterà un altro più pesante. Ma se noi camminiamo già con un peso, i nostri muscoli si allenano e siamo pronti per affrontare il diavolo. Amen. Questo vuol dire che lo Spirito Santo ha portato Gesù nel deserto perché là doveva compiersi una battaglia. Non perché lo Spirito Santo voleva che Gesù fosse annientato, che moriva di fame, coscienza, 40 giorni. Ci siete? Ma perché lì ci doveva essere una battaglia. Ed è stata una battaglia particolare. Perché ora vi rivelo un'altra cosa. Noi quando dobbiamo affrontare le battaglie è come se dovessimo ricevere dal cielo l'unzione. È come se noi dovessimo ricevere dal cielo lo Spirito Santo che ci aiuta. Gesù ha dovuto affrontare il diavolo a digiuno. Ok? Gesù ha dovuto combattere contro il diavolo a stomaco vuoto. Gesù ha dovuto combattere il diavolo mentre stava attraversando un momento particolare della sua vita dove non aveva forze, era debole. Noi quando siamo nella debolezza troviamo le scuse per non fare le cose del Signore. Mentre Gesù nella sua debolezza si piglia d'animo e disse: aspetta un momento. Lo Spirito Santo ha condotto Gesù nel deserto perché? Perché prima di tutto Gesù doveva essere snellito da tutte le sue forze, doveva diventare debole. Lo Spirito Santo l'ha fatto apposta questo, perché doveva dimostrare la sua gloria, la sua potenza. E come fa a dimostrare la sua gloria e la sua potenza? Servendosi di cose deboli. Amen. Perché se prendesse cose potenti e vincesse la battaglia, darebbe la gloria alla cosa potente. Ma se prende uno strumento debole e quello strumento debole vince, è un miracolo, è qualcosa di fenomenale. Davide era un piccolo ragazzino che misurava sì e no 1,60 m, era l'ultimo della sua famiglia, a casa sua neanche lo calcolavano. Cioè, quando il profeta è andato là per ungere il re, i figli di Issai, no? E ce n'erano 6, lui che era il settimo, ce n'erano 6. Cioè, Issai che fece? Ha riunito tutta la famiglia, adesso vieni, tutti qua sono. Ma capite che coraggio che ci vuole a dire tutti qua sono? Cioè, neanche il padre considerava l'ultimo figlio, era buono per pascere le pecore. Quindi Dio ha preso l'ultimo, quello che non contava niente, quello che era stato pure dimenticato. Incredibile. E ha fatto una potenza con Davide. Senza considerare che il Cristo viene da Davide.
Gesù è discendenza di Davide, amen. Quindi Davide, dell'ultimo della sua casa, ha fatto il primo del regno di Israele, è il primo della discendenza di Cristo. Quindi tu, se sei l'ultimo, non ti preoccupare, amen. Sta tranquillo, il Signore ha in serbo per te cose più grandi, amen. Quindi Gesù è stato trasformato in negativo perché in ultimo, è stato trasformato in ultimo perché doveva vincere il diavolo. Perché c'era una battaglia e doveva vincere il diavolo. Tu, quando sei debole, quando sei l'ultimo, tranquillo, vuol dire che è arrivato il momento di vincere il diavolo. Amen. Magnifico. Ma però dici, ma sì, però era Gesù, io non sono Gesù. Allora, mettiamo le carte in tavola, non è così. Gesù ha rinunciato al suo trono, ha rinunciato alla sua regalità, ha rinunciato ad essere Dio per essere uomo. Era vero Dio, ma era vero uomo. E in quanto uomo lui è stato tentato, non in quanto Dio. Il diavolo non si è avvicinato a lui perché era Dio, ma si è avvicinato a lui perché era uomo. Ha voluto vincere l'uomo, ma ha perso. L'ultimo uomo, che in quel momento era il più debole di tutto il pianeta Terra perché aveva digiunato 40 giorni, ha vinto il diavolo. Quello era lo scopo dello Spirito Santo, vincere il diavolo. Quello è lo scopo dello Spirito Santo nella nostra vita. Quando tu sei nel deserto, non è perché il Signore ti vuole male, non è per questo, è perché vuole vincere il diavolo attraverso di te. Tu sei uno strumento per vincere, tu sei uno strumento di vittoria, tu sei uno strumento per la gloria di Dio, amen! E vi voglio dire un'altra cosa, quando noi siamo deboli il diavolo ci viene ad attaccare, perché se noi siamo forti, quello se ne sta lontano. Amen. Quindi, cosa ci insegna? Il deserto è necessariamente nel nostro percorso, tutti. Quando voi vedete persone che stanno bene nella loro vita, bella casa, bel lavoro, bella famiglia, non vi fate ingannare, non è così, ve lo assicuro, per diversi motivi. Prima di tutto per esperienza, perché ormai, essendo pastore, ne sento di cotte e di crude, di cose fuori dal mondo e di cose dentro il mondo, non si può dire, uno. Due, perché lo dice la parola di Dio, perché tutti siamo peccatori, quindi tutti sbagliamo e tutti soffriamo. Piove sul giusto e piove sull'ingiusto. Tutti quanti in questo pianeta Terra abbiamo i nostri fardelli. E se te ti paga che tu hai più grosso, io ti dico che non è così. Gli altri sono bravi a mascherare. Poi ci sono quelli bobbolosi, dicono all'alba, no? Che non è che non, che non sono bravi a mascherare, proprio li devono portare a galla i loro problemi. E quindi pare che ci sono tragedie. Ma in realtà tutti abbiamo lo stesso fardello in questo mondo, tutti quanti. L'unica differenza è che gli altri nel deserto muoiono. Noi nel deserto, se siamo in Cristo, riceviamo l'oasi celeste. Amen. Quindi Dio è con noi anche nel deserto. Due, anche il digiuno è nel nostro percorso, cioè ci possono essere momenti in cui non ci sentiamo proprio in forze. Va bene, è normale, tranquillo, rilassati. Amen. Qualunque sia il tuo deserto e il tuo digiuno, non ti devi mai abbattere. Gesù non si è abbattuto. Non cedere alla fame. Gesù non ha ceduto alla fame. Amen. Non cedere alla fame, cioè non cedere al peccato, non cedere alla tentazione, neanche quando hai fame. Il diavolo trova la giusta occasione di distruggerti esattamente quando sei stanco e demoralizzato. Il diavolo cerca queste occasioni. E l'altro giorno con chi parlavo che mi ha chiesto, non mi ricordo però, ora sicuramente alzerà la mano. No, non è presente, ho capito chi. Che dopo una potente preghiera, questa persona si è sentita giù. Talmente giù che gli sembrava che il Signore era lontano da lui, da lei. Ed è normale. Ora vi spiego perché. Elia
quando distrusse i 400 profeti di Baal, ha fatto un miracolo che era fuori da ogni logica umana. I profeti avevano fatto così, avevano preso un vitello. I profeti di Balaam avevano preso un vitello, lui aveva preso un vitello, e la sfida era che Baal, scusatemi, Baal. E questo vitello doveva essere tagliato a pezzi, messo sopra un altare, e ognuno di loro doveva invocare il loro Dio, e doveva scendere un fuoco dal cielo per consumare questo sacrificio. E i profeti di Baal tutta la giornata stettero là a girare intorno a questo vitello, a questo olocausto, invocando il fuoco dal cielo, ma non scendeva niente. Addirittura, arrivato a un certo punto, hanno preso dei coltelli e si sono iniziati a tagliare, in modo tale che il sangue sgorgasse proprio per invocare Baal e fargli vedere che si sacrificavano per il loro Dio, e chiedevano questo fuoco dal cielo, ma non scendeva niente. Arrivato a un certo punto, Elia li piglia pure in giro, ci dice: ma forse dorme, gridate più forte che si sveglia. Insomma, i profeti di Baal alla fine rinunciano alla situazione, non è successo niente. 400 profeti di Baal. Elia allora dice: prendete questo vitello, spezzatelo e mettetelo sull'altare. Poi ci scavate una fossa, riempitela d'acqua. Gli ha fatto mettere dentro quella fossa una quantità di acqua incalcolabile, hanno bagnato l'olocausto, insomma qualcosa di impossibile da dare fuoco. E quindi, dopo che tutto era pronto, ha invocato il nome del Signore, e dal cielo è sceso questo fuoco che ha consumato il vitello, l'altare, l'acqua, c'erano anche delle pietre, ha consumato tutto, scomparire tutte cose. E quindi si è visto questa gloria di Dio scendere in quel momento, una gloria così eclatante che i profeti di Balaam furono tutti uccisi. I profeti di Baal furono tutti quanti uccisi, e Israele era estasiato di questo miracolo, non lo so, aveva visto qualcosa di fenomenale. E che succede? Che Jezebel invece, che era, diciamo così, il capo di questi profeti di Baal, manda a dire ad Elia: appena t'angaglio t'ammazzo. No? E Elia che cosa fa? Si scanda e scappa. E gli viene una depressione così forte che se ne va nel deserto, poi se ne va nelle grotte. Cioè ci viene una depressione pazzesca, quindi ha toccato il cielo con la punta delle mani, delle dita, dopodiché è sceso, e questa discesa improvvisa dal cielo gli ha procurato questa depressione. Ed è normale anche per noi. Che cosa vi volevo dire? Che il diavolo ha una presa su di noi, quindi è normale che certe volte noi ci troviamo demoralizzati. Ma come? Ma ieri mi fece una bella preghiera, oggi è stata una bellissima preghiera, ma com'è possibile che mi sento così giù? È normale, perché il nostro spirito non è abituato alle cose celesti, perché noi magari non sempre andiamo verso le cose celesti. Quella volta che noi raggiungiamo l'apice, la caduta verso la terra ci toglie quelle forze spirituali e diventiamo più deboli. È normale attraversare il deserto in questo momento. L'ha attraversato Elia, l'ha attraversato Gesù. Perché non dobbiamo attraversarli noi? Anche Gesù ha avuto un momento di estasi pazzesca, di gloria pazzesca, quando è sceso lo Spirito Santo su di lui prima di entrare nel deserto. Una voce dal cielo disse: questo è il mio figlio prediletto. Ci siete? Cioè, quindi tutti hanno visto questa gloria scendere su Gesù, e poi gli è toccato il deserto. Quindi se è toccato ad Elia il deserto ed è toccato a Gesù, anche a noi può toccare il deserto. Che ci posso fare? Cos'è? Ci tocca il deserto, ci tocca il digiuno, però se noi siamo in Cristo scende quest'oasi celeste nella nostra vita. Questo ci deve consolare. Noi non moriamo nel deserto. Amen. Dì alla persona accanto a te: tu non muori nel deserto. Amen. Quindi il diavolo trova la giusta occasione. Ok, l'abbiamo detto. Quando avrai vinto il diavolo, per te si aprirà l'oasi celeste.
Guardate qua che cosa dice il versetto 11. Allora il diavolo lo scacciò. Allora il diavolo lo scacciò. Lo lasciò. Mi pareva strano. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli si avvicinarono a lui e lo servirono. Anche per Gesù si è aperto l'oasi celeste. Dal cielo sono venuti angeli e l'hanno servito. Che bello. Quando è arrivata a casa, Maria disse: che hai fame? Ci disse: no, sono sazio, perché aveva mangiato cose celesti. Amen. E Maria disse: ma come 40 giorni te ne esci senza mangiare, senza bere, sei sazio? Sì, sono sazio, gloria a Dio. Infatti Gesù fu servito dagli angeli, sazio di cibo celeste, servito da esseri celesti. Anche a noi tocca questo. Il deserto non è per la nostra morte. Dì alla persona accanto a te: il deserto non è per la tua morte, è per la tua gloria, è per la gloria di Dio, è per nutrirti di cose celestiali. Amen. Quindi passiamo da un deserto fatto di cose che escono dalla terra e passiamo da un'oasi dove ci sono cose che escono dalla terra per passare ad un'oasi dove vengono cose celestiali, dove ci sono cose che vengono dal cielo, cose celestiali. Amen. Bellissimo. Quindi naturalmente per vincere il diavolo, però, come si vince il diavolo? Gesù come ha vinto il diavolo? Ecco perché l'ho letto tutto, perché il diavolo lo voleva tentare, ma Gesù rispondeva con la parola di Dio. Amen? Quindi, sto concludendo. Giovanni 6,32. Sto concludendo. Giovanni 6,32. Gesù disse loro: in verità vi dico che vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio che dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. E Gesù disse loro: io sono il pane di vita. Dì alla persona accanto a te: Gesù è il pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Quindi il nostro paradiso si concretizza in Cristo. E in Cristo noi abbiamo la vittoria, in Cristo c'è l'oasi celestiale, in Cristo c'è il banchetto con gli angeli celesti, in Cristo il deserto per noi diventa un prato fiorito. Amen. Cristo è il tuo cibo celeste. Dì alla persona che è da te: Cristo è la tua manna. Cristo è la tua manna. Quando noi abbiamo Gesù nella nostra vita, il deserto diventa un deserto con un banchetto, un'oasi. Ed è un banchetto particolare perché non dobbiamo raccogliere niente dalla terra, sono gli angeli che ci serviranno. Amen. Vuoi essere servito dagli angeli? E allora mangia del pane celeste, Cristo Gesù. Amen. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, alziamoci. Signore, noi ti vogliamo ringraziare perché tu ci hai portato da oasi ad oasi per farci scoprire qual è la vera oasi. E sei tu la nostra vera oasi, Signore. Nella fatica, Signore, nel deserto, nel digiuno, Signore, sei tu la nostra oasi. Nei problemi che abbiamo durante la nostra vita, Signore, durante la nostra giornata, sei tu la nostra oasi. A te, Signore, noi vogliamo venire e stare, Signore, all'ombra delle palme celestiali. Vogliamo stare, Signore, a banchettare con te di cose celestiali, Signore. Noi vogliamo ricevere il cielo benedetto dal cielo. Stendi la tua mano, Signore. Abbondaci, Signore. L'unico vincolo è questo, Signore: mangiare del pane celeste che sei tu. Saziarci, Signore, della tua presenza, stare davanti a te al tuo trono, Signore. Questa è la più grande delle oasi, è l'oasi che ci ristora in maniera completa, totale, che ci soddisfa in ogni cosa. Abbiamo visto, Signore, passo dopo passo qual è stato il culmine. E il culmine, Signore, sei tu. Tu sei l'apice, Signore. Tu sei, Signore, la nostra meta finale, la nostra terra promessa, Signore. Tu sei il latte e il miele, tu sei la manna, Signore, che scende dal cielo. Signore, tu sei quel cibo celestiale che dà, Signore, forza alla nostra anima, dà forza, Signore, al nostro spirito, dà forza, Signore, anche al nostro corpo.
Perché tu hai detto che quando noi ascolteremo te, la tua parola sarà guarigione per noi. Signore, vieni. Non vogliamo più accusarti, Signore, di quello che accade durante il nostro percorso, di quello che accade nella nostra vita. Sappiamo che queste cose accadono, Signore. Salomone ci dice che il sole sorge e il sole tramonta, non c'è niente di nuovo. Queste non sono cose nuove, sono cose che sono sempre successe e sempre accadranno, Signore. Però tu ci dai una consolazione grande, qualcosa di meraviglioso, Signore. Tu ci dici che nel deserto noi non moriremo. Amen. Noi non Grazie, moriremo, non patiremo la fame, Alleluia. non patiremo la disgrazia, non patiremo, Signore, né pianto, né grida, né urla, Signore, perché tu provvederai a noi, Signore. Tu provvederai con la tua presenza, tu provvederai, Signore, con la tua parola, tu provvederai consolando il nostro cuore, tu provvederai, Signore, dando una risposta a tutti i nostri perché. Manda, Signore, lo Spirito Santo ancora, la tua unzione. Manda quella rugiada potente, Signore, che si trasformava, Signore, in manna. Mandala dentro di noi, Signore. Manda lo Spirito Santo in noi, affinché il tuo cibo, il cibo spirituale, Signore, che scende nella nostra vita, possa essere veramente guarigione. Guarigione della nostra mente, delle nostre emozioni, guarigione del nostro corpo, della nostra anima, dei sentimenti. Signore, manda la tua parola. Manda, Signore, la tua parola dentro di noi. Manda la tua parola, Signore. Nel nome di Gesù, Signore eterno. Passa, Signore. In questo momento, Signore, ti chiedo veramente di fare scendere la brezza, Signore. In questo luogo fai scendere la brezza, Signore. Vieni. Fai scendere la brezza, Signore. Vieni, Spirito Santo, muoviti. Vieni, Signore eterno. Fa, Signore, che la tua parola divenga in noi un nutrimento forte, solido, Signore. Fermo, Signore. Nel nome di Gesù, dacci questo cibo celestiale, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Grazie, Signore. Sei degno, Signore, di lode, di gloria, di onore. Tu sei potente, Signore. Tu sei buono, Signore. Grazie, Signore, perché la tua parola è spirito e vita in noi. La tua parola è gloria, Signore, in noi. La tua parola è sufficiente, Signore. La tua presenza rende la nostra vita pienamente piena. Colma di ogni bene, Signore. Colma, Signore, della tua presenza. Gloria a te, Signore Santo. Gloria a te, Signore eterno. Osanna.